Un bentrovati a voi tutti in questo salotto dedicato alla lettura di Telebelluno ed Edizioni DBS, qui alla libreria 4 Sas di Rasai di Seren del Grappa. Oggi facciamo un salto indietro nel tempo, alla scoperta degli oggetti di un mondo dimenticato, quello dei nostri nonni. A questo argomento DBS aveva già dedicato un libro intitolato Cose di vecchie case, incentrato sugli oggetti, sugli attrezzi e sugli ambienti che si trovavano all'interno delle case. Lo stesso autore, Lois Bernard, ha spostato ora la sua attenzione agli attrezzi che venivano utilizzati durante le attività legate al sostentamento dei nostri vecchi e dunque la gestione degli animali, la fienagione, la lavorazione del latte. I protagonisti del libro sono dunque, per dirla con il titolo, tutto ciò che faceva stare i nostri antenati con i piedi in erba e le mani in pasta. Come il precedente volume, anche questo è corposo, siamo infatti oltre le 300 pagine. Le ricerche dell'autore, durate quasi 10 anni, hanno interessato tutto il Veneto e parte del Friuli, permettendogli di recuperare conoscenze e informazioni in alcuni casi quasi dimenticate. E come di consueto, alla spiegazione di come veniva usato l'oggetto si affianca il racconto del modo in cui veniva costruito e poi tantissime fotografie. Lois, partiamo dal titolo Piedi in erba e mani in pasta, che in fondo è la sintesi di tutto il libro. Certo, il titolo è un po' anomalo, diciamo, un po' così enigmatico. In realtà è una specie di ossimoro, no? Perché riprende due modi di dire: essere in erba, cioè essere alle prime armi, e nello stesso tempo avere le mani in pasta significa invece essere addentro alle cose, conoscere, avere una certa esperienza, eccetera. Nello stesso tempo, che poi diciamo così è il titolo vero del libro, si riferisce ed è una continuazione del precedente, a quelli che sono gli attrezzi agricoli utilizzati un tempo nel campo diciamo così, del governo degli animali, della fienagione e della lavorazione del latte. Quindi piedi in erba sia del falciatore sia della mucca, anche se sarebbero zampe, che va al pascolo, e mani in pasta. Ecco, la pasta in questo caso è la pasta del formaggio, non la pasta diciamo di grano duro, di grano turco, di frumento. Ecco, la bibliografia è estremamente corposa, ma quali sono state le fonti principali di questo libro e soprattutto sono state solo testuali? Allora, le fonti principali sono la mia esperienza personale. Io vengo da una famiglia contadina e anche se sono uscito dal nucleo familiare di tipo patriarcale ancora giovane, ho continuato a frequentarlo poi con i miei zii, i miei nonni fino a una certa età, per cui pur con lo sguardo distratto dell'adolescente ho acquisito molte conoscenze e che ho poi, diciamo così, trasportato in questo libro. La bibliografia è stata un'altra importante fonte di diciamo così, di raccolta di informazioni, come lo è stata la ricerca sul campo, ancora di più, anche se quest'ultima è stata difficile perché purtroppo i contadini che hanno vissuto quel periodo ormai per motivi anagrafici non ci sono più, è difficile trovarli, c'è qualche discendente che ancora ha continuato nella tradizione e quindi mi è stato di grande utilità. Poi la visita ai musei etnografici, per dire, anche quella è stata estremamente importante, e anche il web ha avuto la sua importanza, però per me la bibliografia rimane comunque un tassello fondamentale della ricerca, anche una bibliografia che riguarda, diciamo, località diverse dalla nostra, sia per cogliere delle similitudini come per cogliere anche delle diversità. Qual è l'immagine del mondo contadino che emerge dunque da queste pagine? Beh, l'immagine fuoriesce un po' da quello che è lo stereotipo del contadino, no? Inteso come una figura così un po' subalterna, un po', diciamo, dimessa. In realtà, analizzando bene questi strumenti che sono, diciamo, frutto del suo ingegno, ecco, emerge proprio l'ingegnosità, scuso per la ripetizione, del contadino che sa tradurre in pratica quelle che sono
le esigenze dettate dal suo lavoro, sa diciamo in un certo senso individuarle, progettarle e poi soprattutto anche realizzarle e migliorarle con l'esperienza e con il tempo. Questo secondo me è uno degli aspetti fondamentali che io ho cercato di cogliere in tutta, chiamiamola la mini collana, proprio riabilitare un attimo quello che è stato l'apporto dei contadini non solo in termini diciamo così ecologici per la salvaguardia della natura di cui sono i primi diciamo così depositari, ma anche per l'ingegno che hanno saputo mettere in, perché questo questi libri si riferiscono al periodo anti-meccanizzazione. Questo è importante perché vuole essere proprio un ricordo di questi tempi. Dopo la meccanizzazione ha rivoluzionato tutto, anche perché poi c'è stato anche l'abbandono delle campagne eccetera, quindi c'è scomparire un mondo, insomma. Scomparire un mondo. Questo vuol cercare timidamente di mantenerlo in vita, diciamo almeno come ricordo, ecco, come vestigia, diciamo così, del tempo che fu. E con questo, anche per questa settimana, noi vi salutiamo. Grazie per averci seguito e buoni libri e buone letture a tutti.